All'inizio di maggio arriveranno anche le conclusioni dei consulenti della difesa e della parte offesa, ma dalla relazione dei consulenti tecnici della Procura della Repubblica di Venezia risulterebbe già che la principale causa dell'incidente nautico del 2 giugno, quando 65.000 tonnellate di stazza di una grande nave da crociera che attraversava il canale della Giudecca urtarono la banchina di San Basilio e un battello Gran Turismo, sia da ricercarsi nella tardiva ed errata attivazione delle procedure di emergenza per l'avaria al timone della MSC Opera. Secondo quanto riporta l'ANSA, la relazione è sottoscritta dall'ammiraglio Francesco Carpinteri, dal capitano di vascello Domenico Guadalupi e dal tenente di vascello Gabriele Lunazzi Gorizza. Nell'incidente erano rimaste ferite lievemente 4 turiste. Attorno alle 10 di mattina di quella domenica, per degli interminabili minuti era stato il panico. Poi mi sono accorto, affacciandomi sul balcone, che praticamente la nave era in traiettoria con la banchina e qui ho immaginato subito il disastro. La nave si avvicinava, era tutta di traverso, storta, e si avvicinava alla banchina. Per fortuna non è andata a cozzare verso San Basilio, perché lì veramente si rischiava la strage. Si sono catapultate fuori alla meglio, solo che si sono trovate con la recinzione chiusa, si arrampicavano come dei pazzi perché non c'era una via d'uscita. Si apre questa! Questo qui ha fatto dei chilometri in avaria e per puro miracolo è arrivato in un punto abbastanza sguarnito, e solo perché un rimorchiatore ha contribuito alla manovra. Qui potranno esserci dei morti. Tra le altre conclusioni figurerebbe che i 2 piloti del porto, quando salirono a bordo, non furono informati dell'allarme segnalato dalla sala macchine, mentre i piloti dei rimorchiatori avrebbero fatto ciò che potevano. L'indagine preliminare era stata aperta per violazione dell'articolo 1123 del Codice della Navigazione e per il reato di pericolo di naufragio colposo. Parte offesa nel procedimento è la società River Countess, proprietaria del battello fluviale travolto dalla MSC Opera, i cui passeggeri non riportarono gravi lesioni.